persone hanno picchiato selvaggiamente un bengalese nel quartiere della Città Marghera. L'aggressione è stata ripresa, la comunità bengalese lancia l'allarme, noi nel mirino della violenza. Gesto vile da perseguire con massima severità. Gianfranco Bettin, sociologo e consigliere comunale, condanna senza mezzi termini l'aggressione a Marghera. L'arresto di Matteo Messina Denaro dopo 30 anni di latitanza. Il boss aveva soggiornato anche in Veneto, come rivelato da un collaboratore di giustizia. In provincia di Padova un tabaccaio di origine veneziana è stato travolto e ucciso da un'auto a pochi passi dal suo negozio. Al volante c'era un consigliere comunale di Piazzola sul Brenta. Brucia una termocoperca, buttano fuori dalla finestra e innescano un incendio che distrugge il parcheggio e danneggia un'auto. È successo a San Donà di Piave. Sarà quasi impossibile adeguare tutti gli edifici di Mestre alla norma europea che prevede il raggiungimento della classe energetica E entro il 2030. Bisognerebbe intervenire in 8 palazzi su 10. La scomparsa di Gina Lollobrigida all'età di 95 anni, protagonista alla Mostra del Cinema di Venezia fin dall'11ª edizione, ha suscitato profondo cordoglio in città. Edizione di Venezia dei nostri telegiornali, buonasera e ben ritrovati. Lo avete sentito dai nostri titoli in apertura, questa sera in primo piano la cronaca, apriremo anche la pagina politica, la pagina economica, approfondiremo anche il tema del caro benzina, lo facciamo anche con la domanda del nostro sondaggio di questa sera. Prezzi medi da esporre, serve a ridurre i costi? Se la vostra risposta è sì, chiamare lo 0422 16 26 691, invece se non siete d'accordo la vostra risposta è no, chiamare lo 0422 16 26 690. Vi ricordo che lo squillo è gratuito e la risposta al nostro sondaggio questa sera al ring col nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Passiamo ora alla cronaca. Siamo a Marghera, 3 persone hanno pestato un bengalese. L'aggressione è stata ripresa e il video gira sui social. Pugni, calci in 3 contro 1, immagini forti che indignano e destano paura. Il video lo hanno postato sui social i numerosi residenti dei palazzoni della Città a Marghera. Nel filmato 3 individui aggrediscono violentemente un cittadino bengalese di 32 anni, Reza Lake, colpevole di aver negato una sigaretta ad uno dei 3 aggressori. Al diniego del bengalese, l'assalitore ha preteso come nulla fosse dei soldi, poi è scattata la violenza di gruppo. Quello che è successo a Marghera è una cosa inaccettabile. Un discorso, se una persona chiede in modo gentile, una persona può anche dire di sì. Visto che questa persona gli ha chiesto in modo arrogante, ha detto di no. A quel punto questo ragazzo italiano gli ha chiesto: allora dammi i soldi. Anche alla seconda richiesta lei ha detto no. A quel punto questo ragazzo gli ha sferrato un schiaffo molto forte alla quale Reza ha reagito. A quel punto sono intervenuti altri 2 ragazzi e lo hanno aggredito a sangue fino a portarlo al pronto soccorso. Il 32enne bengalese ha ricevuto colpi e battuto violentemente la testa a terra. Portato al pronto soccorso da un'ambulanza, è stato tenuto in osservazione fino a sera per un forte trauma cranico. Ben inserito nella comunità dove lavora come cameriere, in queste ore si trova ancora a casa in stato di shock, incredulo per quanto gli è accaduto. In queste ore intanto cresce lo sdegno della comunità bengalese che non ha intenzione di restare a guardare. Dopo il velo strappato alla giovane mamma bengalese il 10 dicembre scorso, sempre alla Città, questo nuovo episodio di violenza crea ulteriore allarme e preoccupazione. Lo ribadisce il portavoce della comunità, Prince Oloder. Noi non possiamo accettare delle situazioni del genere, perché già un po' di settimane fa è successo che è stata aggredita una persona senza un motivo, solo perché si vestiva diversamente. Queste cose non è più accettabile, noi chiediamo alle forze dell'ordine che intervengono. Rimaniamo sull'aggressione di Marghera, un gesto vile che va perseguito con la massima severità. Queste le parole di condanna di Gianfranco Bettin, sociologo e consigliere comunale. La comunità bengalese ha assolutamente ragione. Queste aggressioni vigliacche sono
pensate apposta nei confronti di persone che si crede siano in condizione di fragilità, non solo perché sei in 3 contro 1, 2 donne contro una donna l'altra volta, ma anche perché si pensa che si tratti di persone ai margini della nostra comunità, poco tutelate. Bisogna intervenire con la massima severità proprio per confermare il contrario, e cioè che nessuno non è tutelato, tutti sono tutelati in questa città. Chi se ne approfitta e aggredisce vigliaccamente le persone deve essere perseguito con la massima durezza, a ribadirlo è Gianfranco Bettin, sociologo e consigliere del Comune di Venezia. Questo atto vile non ha giustificazioni e nemmeno attenuanti, lo stesso vale per il gesto perpetrato nei confronti della donna con il velo. Serve non soltanto punire normalmente queste persone, ma punirle severamente, perché si tratta di qualcosa che deve essere stroncata sul nascere. La volontà di aggredire, di opprimere, accaduta anche in passato, si moltiplica con l'effetto branco. Bisogna intervenire senza tentennamenti, afferma Bettin, che conclude: un plauso va anche a chi ha ripreso l'aggressione con il telefonino per denunciare l'accaduto e cercare di individuare i responsabili. Cambiamo ora pagina, una notizia che racconta di una giornata storica. È stato arrestato Matteo Messina Denaro, latitante da 30 anni. Il boss aveva soggiornato alcuni giorni anche in Veneto. L'arresto del boss di Castelvetrano, considerato la primula rossa della mafia, ha portato indietro la memoria al novembre del 2019, quando nella Marca e poi in tutta Italia, in una cantina in località Campo di Pietra, frazione di Salgareda, si sarebbe rifugiato per qualche giorno uno degli ultimi grandi capi della criminalità organizzata siciliana, che da oltre 30 anni era iscritto nel registro del Viminale tra i più ricercati d'Italia. Il boss avrebbe usato come nascondiglio la casa del palermitano Vincenzo Centineo, coinvolto nell'ambito dell'inchiesta sui casalesi di Eraclea, e la notizia del suo passaggio in Veneto si era sparsa rapidamente. Era uscita da un informatore, adesso non so come funzioni, che diceva che aveva soggiornato in una cantina gialla, se non ricordo male le parole vecchie, insomma, in una cantina gialla qui a Sagrada. Ora, cantine gialle ce ne sono tante, ma io conosco anche tutti. Io non penso, insomma, allora se non ricordo male, gli scambi che avevamo avuto con le forze dell'ordine e con la prefettura dicevano che la notizia non era attendibile, però io questo non lo so. Le rivelazioni furono allora quelle di Emanuele Merenda, ex esattore della mafia e membro di un'organizzazione criminale in Veneto, smantellata poi dall'inchiesta sull'infiltrazione della camorra casalese sul litorale. A Salgareda il sindaco Favaretto ricorda l'impegno collettivo contro l'illegalità e mostra con orgoglio un segno della vicinanza a chi, lottando contro la mafia, ha perduto la vita. Abbiamo pensato a questo murales anche per il significato che ha nel nostro territorio, dalle notizie che si sentono, queste eventuali infiltrazioni, e anche il luogo è stato scelto apposta vicino alle scuole, vicino ai plessi sportivi, in modo da dare un grosso impulso verso i giovani, verso i ragazzi. L'arresto di Matteo Messina Denaro non è solo un forte segnale di legalità, ma anche di speranza per il futuro del paese. È il commento del presidente della regione Luca Zaia a seguito del blitz che ha messo fine alla latitanza del pluriricercato. La cronaca ora ci porta in provincia di Padova. Un tabaccaio di origine veneziana è stato travolto e ucciso da un'auto a pochi passi dal suo negozio. A guidare il veicolo un consigliere comunale di Piazzola sul Brenta. Travolto e ucciso mentre stava attraversando la strada davanti alla sua tabaccheria. Il tragico destino di Giorgio Grassetti, 77enne di origine veneziana, residente a Rubano, morto sabato sera a Piazzola sul Brenta. L'uomo era nel negozio di via Rolando con la moglie e stava per chiudere. Era uscito per andare a recuperare la sua automobile nel parcheggio di fronte, ma mentre attraversava è stato investito dall'auto di Massimo Biasio, 57enne consigliere comunale di Piazzola, che ha provato a sterzare ma non è riuscito ad evitare l'impatto. Le condizioni di Grassetti sono perse subito disperate. Nonostante l'arrivo dei soccorsi, l'uomo è deceduto sul posto.
La moglie si è resa conto della sua morte una volta uscita dal negozio, vedendo il capannello di gente che si era formato davanti al luogo dell'incidente. Sotto shock il consigliere comunale, che ha raccontato di essersi trovato davanti il 77enne che stava attraversando. È stato lui a chiamare subito i soccorsi. L'uomo è stato sottoposto ad alcol test, risultato negativo. Via Rolando, da poco in quel tratto, è stata asfaltata e da qualche mese c'è l'illuminazione a LED. Siamo ora a San Donà di Piave. Brucia una termocoperta e si innesca un incendio che distrugge un parcheggio e danneggia un'auto. Mentre dormivano si sono accorti che la loro termocoperta aveva preso fuoco. Istintivamente l'hanno gettata fuori dalla finestra. Sfortuna vuole che le fiamme abbiano innescato un incendio nella Pompeiana sotto casa e di un'auto parcheggiata sotto. Nulla hanno potuto fare per estinguere le fiamme. A quel punto hanno chiamato i vigili del fuoco, che sono immediatamente intervenuti alle 4:45 in via Papaluciani a San Donà di Piave. Completamente distrutta dall'incendio la copertura in legno che fungeva da autorimessa e gravemente danneggiato il SUV parcheggiato. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati dal locale di staccamento sono riusciti a domare il fuoco in poco tempo, evitando il propagarsi all'intera abitazione. Il fumo ha annerito in parte la facciata della villetta. Le operazioni dei vigili del fuoco di bonifica e messa in sicurezza del posto sono terminate alle 8. Chiudiamo la pagina della cronaca, parliamo ora di energia, perché sarà quasi impossibile adeguare tutti gli edifici di Mestre alla normativa europea che prevede il raggiungimento della classe energetica E entro il 2030. In 7 anni, infatti, bisognerebbe intervenire in 8 palazzi su 10. Entro il 2030 i palazzi che si trovano sul territorio dell'Unione Europea dovranno essere almeno in classe energetica E e dal 2033 in classe D. La direttiva che approderà al Parlamento europeo la settimana prossima segna un calendario ravvicinatissimo di adeguamento di un patrimonio edilizio che si vorrebbe ad emissione zero entro il 2050. Un piano che però difficilmente potrà essere rispettato in città come Mestre. Qualche anno fa la Fondazione Pellicani aveva eseguito uno studio proprio a riguardo. Mestre sarebbe proprio una città prototipo, tra virgolette, da rottamare. Cioè, ha un patrimonio molto vetusto, costruito per lo più dal 46 al 71, circa il 70% degli 80.000 alloggi di Mestre, e quindi vuol dire la maggior parte che hanno più di 50 anni, nel periodo in cui si costruiva tanto ma si costruiva male. Ridurre i consumi energetici di edifici datati comporta una serie di interventi piuttosto impegnativi dal punto di vista economico, dalla sostituzione delle caldaie o degli infissi fino ai cosiddetti cappotti termici. Servono strumenti adeguati, incentivi fiscali, ci vorrebbero circa 20.000 euro ad alloggio per mettere a posto quantomeno i circa 9.000 che sono in pessime condizioni, 9.000 degli 80.000 che è il patrimonio complessivo. Ecco, è chiaro che il super bonus non ha dato forse gli effetti sperati, anche se ha messo in moto una grande quantità di cantieri, di attività, e ha migliorato la qualità di alcuni alloggi. A questi problemi se ne aggiungono altri se ci si sposta di appena pochi chilometri in un centro urbano soggetto a vincoli di salvaguardia artistica come Venezia. Vero è comunque che il nostro paese sconta un ritardo storico dal punto di vista delle politiche ambientali. Ogni giorno vengono emessi da questi edifici circa dalle 800 alle 1000 tonnellate al giorno di CO2. Vuol dire che ogni mestrino si porta sulle spalle tutti i giorni uno zainetto di circa 5 kg di CO2. Apriamo ora la pagina politica. A Treviso la prima tappa veneta per Stefano Bonaccini, in corsa per la segreteria nazionale del Partito Democratico. Diamoci da fare, abbiamo il tempo per rimontare. Nella vita, come in politica, si può perdere, l'importante è non perdersi, no? Adesso si vota a Treviso, si vota a Vicenza, mi raccomando, uniti, alleanze larghe, alleanze civiche, fatte non per battere gli avversari, nel senso che il programma è ciò che fa la differenza. Dalla trattoria Due Mori, storico quartier generale dello sceriffo Giancarlo Gentilini, il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, in tour per promuovere la sua candidatura a segretario del Partito Democratico, suona la carica di fronte a una platea di parlamentari, amministratori ed elettori. Prima tappa veneta che include i 2 capoluoghi al voto in primavera, Treviso e Vicenza, e quelli che per i Dem sono diventati dei modelli, Padova e Verona. Io non temo che il PD finisca, come mi chiedono, temo la sua irrilevanza, che è diverso e persino peggio. Se divento segretario garantisco che al governo ci torneremo solo quando vinceremo le elezioni.
abbiamo anni per metterci al lavoro, non sarà facile, però io penso che si può recuperare e se non lo pensassi non sarei qui. Serve un Partito Democratico che abbia più rapporti con i territori. Se divento segretario e rimane questa legge elettorale vi garantisco che la prossima volta i candidati e le candidate al Parlamento li scelgono i veneti con le primarie. Movimento 5 Stelle o Terzo Polo, Bonaccini si dice favorevole a una collaborazione che vada oltre le appartenenze in Parlamento come nei territori. L'aiuto reciproco con il Veneto durante la pandemia ne è un esempio lampante, dice il candidato Dem, tornato sul tema dell'autonomia. Io non vorrei che la Lega stia scommettendo prima delle elezioni lombarde su uno scalpo da esibire ai propri elettori, perché dire no all'autonomia differenziata sarebbe un errore clamoroso anche politico. Infine i timori rispetto ai progressivi tagli alla sanità pubblica, da qui il valore simbolico dell'omaggio di Bonaccini alla castellana Tina Anselmi. Proprio l'Anselmi fu protagonista di una delle riforme più straordinarie che si sono fatte nell'Italia repubblicana, con l'introduzione del sistema sanitario nazionale, ed oggi stanno tagliando ed è un problema gigantesco. Cambiamo ora pagina. In primo piano ora la scomparsa di Gina Lollobrigida all'età di 95 anni. Oltre ad essere stata un'icona del cinema mondiale, era anche un artista a tutto tondo. Alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è stata molte volte grande protagonista fin dal 1950. Un rapporto strettissimo legava Gina Lollobrigida all'indimenticabile direttore della mostra Gianluigi Brondi, anche presidente della Biennale di Venezia. Biennale che oggi, nel giorno della sua scomparsa all'età di 95 anni, attraverso le parole del presidente Roberto Cicutto e del direttore del festival Alberto Barbera, la ricorda come interprete di straordinario talento e temperamento. Gina Lollobrigida, cui Jesolo nel 2002 ha dedicato un tratto del Lungomare delle Stelle, era non solo attrice di cinema, ma anche artista e scultrice, come racconta Paolo De Grandis al telefono, colui che la portò ad esporre tutte le sue opere per la prima volta al Lido di Venezia. Lei era un dolce amaro continuo. Io la conobbi agli inizi del 2000, mi invitò in questa sua villa incredibile che aveva fuori Roma, con pavoni, con all'interno delle mobili, opere, quadri ovunque, non si poteva camminare, ed era una donna molto entusiasta, appunto, dove voleva affidarmi un po' la sua forza artistica di scultrice. Mi conosceva, sapeva quello che facevo e quindi accettai questa sua proposta, invitandola per la prima volta appunto a un open, si chiamava Arte e Cinema, era un open particolare dove si invitavano grandi artisti che avevano a che fare con il cinema e grandi artisti cinematografici che avevano a che fare invece con l'arte contemporanea. Tanti gli aneddoti da raccontare. Con Gina abbiamo passato dei periodi qui al Lido, dove appunto lei non voleva più essere riconosciuta come artista cinematografica, ma come artista scultrice. La sua storia è stata molto bella, anche perché mi raccontava che lei nasce artista perché lei andava appunto all'Accademia d'Arte di Roma e Vittorio De Sica la incontrò all'uscita di scuola e le propose di fare il primo film. E ripeto, era una donna di grandi sofferenze anche. Ma se non mi vuoi bene, è inutile sposarsi. Passiamo ora allo sport, al basket, perché una grande prestazione della Reyer non è stata sufficiente ad espugnare al palazzetto della prima forza del campionato. A Bologna gli orogranata hanno ceduto la Virtus per appena un punto, 79-78, al termine di una gara combattuta e incerta fino alla fine, di fronte ad oltre 5.000 spettatori con una folta rappresentanza di tifosi. Da Venezia è tutto, vi lasciamo ora le previsioni meteo, grazie per averci seguito, buonasera a tutti. Rizzardo SRL, da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo. Benvenuti al meteo. Una serie di intense perturbazioni portano sull'Italia una fase decisamente fredda con venti forti, pioggia e neve fino a bassa quota. Il dettaglio di martedì 17 gennaio.
Sul Veneto avremo parziali schiarite fino al primo mattino, poi nuvolosità in aumento con cielo coperto e precipitazioni diffuse, specie nel corso del pomeriggio. Limite delle nevicate intorno ai 400 metri sulle prealpi fino a fondovalle sulle Dolomiti. Non è escluso qualche fiocco anche a quote collinari. Permane il pericolo valanghe in montagna. Venti in pianura moderati da nord-est, temperature in calo, minime tra -2 e 4 gradi, massime invece tra 4 e 7 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia e Giulia. Al mattino cielo coperto, a seguire piogge moderate o localmente abbondanti, quota neve a circa 400-500 metri. Temperature minime tra 3 e 7 gradi, massime sui 7-10 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Avremo anche qui precipitazioni diffuse con nevicate possibili anche a quote molto basse. Temperature minime sotto lo zero, massime intorno ai 4 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Rizzardo SRL. Da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo.